benvenuti, nuova puntata del Salotto di Bella. Anche in questo martedì sera noi siamo pronti per dare il via ufficiale appunto a questa nuova puntata. Oggi mi sento tanto beata tra i maschietti, perché alle mie spalle potete vedere che al momento ci sono solo 2 voci maschili. Tra pochissimo li andremo a presentare. Prima però voglio dare il benvenuto e come sempre la buona serata al mio compagno di viaggio. Ciao Luigi, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera all'intera fascia d'ascolto di Bella Radio TV. Questo martedì l'8ª puntata del 23 di marzo. Già siamo in piena primavera, ma non si direbbe perché il clima non è proprio quello primaverile. Però noi riscaldiamo i cuori di tutti con i nostri artisti, con le nostre canzoni, con le nostre chiacchiere nel nostro salotto. Quindi iniziamo questa puntata e... Sì, hai detto voglio che intanto la primavera, la telecamera resta su di te, che magari ci fai arrivare. Grazie. La primavera. Dicevo, hai ragione, 21 di marzo è entrata la primavera, ma di primavera non abbiamo ancora praticamente visto nulla. Quindi insomma, però da domani dicono che andrà meglio. Ma dovrebbe arrivare. Dobbiamo essere ottimisti e speriamo che arrivi la bella stagione e con essa arrivino le notizie, che ci siano delle cose che possono combattere questo virus, perché magari, veramente non se ne può più. Magari. Va bene, grazie Luigi, tanto tra pochissimo ritorno da te. Sì. Perché tra poco, anzi direi subito, di non perderci in chiacchiere, direi di andare subito a dare il benvenuto ai nostri ospiti, quindi io mi vado ad accomodare. Da questa parte abbiamo, lì ce n'è uno. Chi è senza micro? Voi dovete l'archetto a posto? Va bene, avevo detto che ero beata tra i maschietti. No, è arrivata anche la nostra ospite femminuccia, la nostra voce femminile. Io vado a dare, che è una sola, ne manca una che conosciamo tutti, che è Erika, ovviamente, che dovrebbe arrivare da un momento all'altro, ma causa brutto tempo per le strade, insomma lei deve fare un po' di strada. Va bene, diamo l'inizio con il salutare lei, perché appunto è la voce femminile, l'unica che al momento abbiamo. Sì, però faccio solo il saluto, poi iniziamo a parlare con Antonio, così tu hai tutto il tempo. Buonasera Giulibella, benvenuta. Buonasera Mary, buonasera a tutti. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Tu? Bene, grazie. È la prima volta che tu vieni al salotto. Sì. Siamo molto contenti di averti. Quindi ho iniziato proprio a salutare te, dopo chiacchiereremo. Tra un pochino Luigi ti chiederà una cosa e tu dargli tutte le info che ti chiedo, ok? Mentre andremo a chiacchierare con gli altri ospiti. Buonasera anche a Francesco Scuderi. Ciao Mary. Aspetta che Sony ti apre. Sì. Il microfono, vai, buonasera. Buonasera a tutti, ciao Mary. Come stai? Tutto bene, tu? Io molto bene, anche con te è la prima volta che ci troviamo al salotto, però con te ci conosciamo, abbiamo cantato, ci siamo visti, volte. Esatto. E buonasera un veterano, Antonio Zuin. Buonasera. Inizio con Antonio oggi, perché Giulia deve dare delle informazioni. Delle indicazioni. Noi ci vediamo troppo spesso. No, non è vero. Troppo poco spesso. Troppo poco spesso? Vabbè. Che non si può dire, ma noi facciamo andare bene tutto. Noi facciamo lo... Sì, chi se ne frega. Dobbiamo rimediare a questa cosa. Va bene Antonio, senti, io opterei a questo punto, se sei d'accordo con me, di dare la linea a Luigi. Vediamo lui che ci dice e poi tu mi darai le ultime news. Ok. Ma lui vuole fare una domanda oppure... Ah, vero, abbiamo cambiato Luigi, metodo. Io ormai lascio fare a te. Preferisco non fare domande, dimmi tutto quello che vuoi, tutto quello che senti, tutto quello che credi. Vai con Ti lui. vogliono bene Luigi, quindi ormai si affidano pienamente a te. Mi fido di te, c'era anche la canzone di Giovanni. Mi fido di te. Ciao. Allora, esce un quadro di cartomanzia dove c'è il riverso delle energie, la carta del Papa e del viaggio del carro, in cui dice che si sta valutando una scelta, si deve prendere una decisione per un progetto professionale che lo porta a viaggiare, e comunque se accetta non c'è tanto guadagno in denaro, ma ci sarà molto guadagno in pubblicità. Hai capito Mary? No, dico che sia chiaro. Allora, aspetta, domanda, è nel campo musicale il suo viaggio o nel suo lavoro al di fuori? Nel campo musicale, giusto? Parlo professionalmente a livello di musica. A livello di musica, no, volevo capire questa cosa. C'è in previsione qualche viaggetto, qualche movimento? Guarda, in previsione anche per quello che c'è adesso, no, nell'imminente. Vabbè, nel momento no, prepariamoci. Al momento no.
Ci saranno delle richieste comunque. Però insomma, ma se quello che faccio, insomma, questa è una notizia che può avvenire dall'oggi al domani, quindi ci può anche stare. Dobbiamo semplicemente aspettare. Abbiamo colori come camaleonti. E cosa dovrei fare? Vero, Nel senso, cosa mi consigli? Ti consiglio di continuare a fidarti di questa persona che ti sta procurando questi agganci, perché non è una persona cattiva, non è una persona infida, e ti puoi fidare perché è una persona che comunque anche lui ne ha un ricavo, quindi non gli conviene perderlo, farlo amico. Alla fine ci ha un ricavato anche lui. Sì. Quindi non sarai in questo momento non nemico ma amico. Inizia a credere veramente in te. Prima l'aveva fatto solo per un business, ora inizia veramente a valorizzarti per quello che vale a livello professionale. Perché alla fine vede, insomma, un qualcosa. Ha capito che se perde. Insomma, che si può mangiare in 2. Sì, anche in 3. Ho capito. Belli soldi sono. Anche in 3. Però sta dicendo che inizialmente non è tanto per i soldi. Ora quella che luccica, però a proposito di oro, Classimo, via Moncibello, adesso lo dico. Piano Tavola, adesso ci arriviamo anche a lui. Hai fatto bene. Quando si parla di oro si parla solo del nostro sponsor nostro meraviglioso, il nostro Classimo. Adesso ne parliamo. C'è dell'altro? No. Poi dopo tanto c'è il secondo giro. Tu nel frattempo pensa che dopo mi puoi fare una domanda. Quindi pensa. Ora. Però tu lo sai, io quando vengo qua mi rilasso. Non stai hanno la posizione perché che mi stai rimanendo. Vai, trovale. Anto, mettiti con un piede all'insù, fai finta che stiamo in spiaggia, non ti preoccupare, tanto l'estate ce la sogniamo, quindi sdraiamoci nei nostri salottini. E complimenti per le scarpe, me. Grazie, sì, belle, vero? Prima erano dove c'è l'acquario, erano luminose con la luce blu, erano fosforescenti. Sono anche a mezzanotte l'una. Lei si vedrà, cammini per la strada. Sicuramente non la perde la scarpetta. No, questa no. Oh, ma che ci vuoi dire che è una scappazza? No, non si piglia nulla. Ma non è vero, è di un'eleganza, una raffinatezza per chi è diversamente alto, va bene? Giulia, quanto sei alta tu? Sinceramente non me lo ricordo. Però sei più alta di me, quindi tu sicuramente non hai bisogno di sti taccazzi. Io sono diversamente alta. Ma neanche tu? Sì, no, se me ne levo solo 1,30 m. Non ti conosco, sei giusta come ragazza. Meno male che fuori diretta senza scarpe col tacco. Qualche giorno verrò al salotto con le scarpe da ginnastica, promesso. Avanti. Con le ballerine. Con le ballerine. Io vorrei parlare con il creatore di queste scarpe. Lei è un pazzo scatenato, ha distrutto. E dico ha distrutto il genere femminile, perché appena vedo le femmine con quelle scarpe io da donna dico perché lo hai fatto? Meglio un paio di infradito. Hai incrementato il Viagra? Meglio no, proprio quello, quando i maschi secondo me le vedono con quelle scarpe i maschi non funzionano più. Sono d'accordo con lui. Abolì. Ti piacciono le ballerine? Sono d'accordo con lui. Le scarpe? No, abbiamo dei rimedi alle ballerine, quindi non ci importa. Ragazzi, le ballerine sono proprio l'antifemmina. Ve lo dico che sono questo. Non esistono scarpe peggiori, quindi a chi l'ha inventato impiccatelo. Va bene, dopo questa piccola parentesi ritorniamo a noi perché vi devo fare vedere una cosa. Ritorniamo a noi. Vi devo fare vedere una cosa. È arrivata, diamo la buona serata anche a lei. Erika Irlandesi, buonasera tesoro. C'era un po' di confusione. E va bene, l'importante è arrivare. Scusa, non ti preoccupare tesoro, tu sei sempre puntuale, lo sappiamo. Quindi non ti preoccupare, stai bene? Sì. Bella come sempre, Gioia. Grazie. Parleremo tra pochissimo. Ok, Antonio, detto questo, trovate la posizione? Sì. Allora ti puoi alzare. Sto combattendo un po'. Quindi non importa, non la dovevi trovare tanto, perché è arrivato il momento di. Oggi proprio, ragazzi, ci vogliamo rilassare, che veramente abbiamo iniziato. No, ma tu dovevi vedere l'ingresso di Erika Irlandesi, Erika no? Ha preso la mascherina, pertanto non mi ha accecato. Ma quelli sono i fuori diretta belli. Ha preso un attimo lo zio Franco in testa, bene? Sì, quelli sono i fuori onda belli. Va bene, iniziamo a cantare? Sì. Siamo pronti? Si parte? Pronti? Siamo sicuri al 100%? L'accendiamo, 50-50, l'aiuto del pubblico. Antonio Zitto. Le cuffie le ho prese, possiamo partire? Per il decollo, pronto? Un'amicizia nata nei banchi della scuola media. Ci siamo perse viste, ma troppo d'anno mi sento chiamare come non vostra. Ma giro dove vedemmo pare su no. Sei bellissima, un'emozione dentro tu mi fate già
speciale che rinda sta vita m'ha fatto Dio. Faremo l'amore come al mondo nessuno potrà fare mai. Ti porto nel cuore e per nessuna ragione ne uscirò. Sei bellissima, corriamo per le strade e a mangiare a palla. Buttiamo via il passato e un nuovo giorno nascerà. Pare una favola vera, tutte cagnate, ma va stai con me. Si voce appiccicamma, tu lo fai subito a pace e mi porto caffè. Giorno per giorno ti voglio vivere. Sei bellissima, un'emozione dentro, tu mi fate già prova. Mi perdono i tuoi occhi, non riesco già a parlare. Aspettavo da tutta la vita dove eri finito, amore mio. Sei il regalo più bello e speciale che rinda sta vita m'ha fatto Dio. Sei la mia canzone, scorri nelle mie vene come fa la musica. Con queste parole voglio farti sapere che per me sei unica. Sei bellissima, corriamo per le strade a mangiare a palla. Buttiamo via il passato e un nuovo giorno nascerà. Allora, mi sentite? Ok. Allora, procediamo con l'altra canzone. Biografia. Facciamo biografia? Sono ispirato. Cerco che parole da mi sento la canzone racconta sta vita mia che lo che porta rindo cuore. Ad rende piccole più scure, ad non trasa manco sole. Pare che ti sei scordato e sto quartiere. Forte sono cresciuto mentre sbagli chi ha peccato e quante cose che ci ho visto che non può sapere nessuno. Mai cammino solo, non c'è avuto mai paura, ma ancora morto. Senza venupato, senza sorte, senza amore e senza niente. Se cercava di dire annanzi per di male. Io mamma e due sole, cucciarello pure loro. E un compagno, mamma capo e tutte le sere ce la sale. Quando rendo scuro pure si erano creature. Già pregava e sperava che l'uomo ne tornava. Non venite più nessuno per combattere la paura. Aspettava che aggiornava e sottovoce cantava. Cantava perché schiara fuoco, perché mi basta buono quando mi sento solo e cantava. Non mi fermerò, niente mi lascio solo, pure se farà Dio. L'anno sono passate e tante cose sono cambiate. Io costretto dalla vita a diventare presto un uomo. Dalla mia famiglia allontanato, tanto il male sopportato. Quando vado a già pensato, ma è fornuto. Ma
dormivo fuori sotto cielo e tutte volte che piangevo asciugavo le mie lacrime e pregavo e mi ripetevo tu sei forte, non fa paura manca morte. Mi sono rialzato, una casa poi trovato, ma per campaggia sbagliato e spero che Dio mi perdona. Sembra un mezzo strada tra compagni e vie sbagliate, se però mi sono stancato voglio fare una vita nuova. 100.000 storie consumate rendono ora in mano vuota, ho perso la testa e mi sono innamorato. Ma le volano Dio bene mie non l'ha voluto, e io posso fuoco dolore e s'amore canta per Scara fuori perché mi basta voi quando mi sento solo e tanto non mi fermerò finché esco solo pure si fuori. Questa voce meravigliosa che tieni, questo brano è la prima volta che lo facciamo durante il salotto. Questa qua sì, questo è il primo brano. Questo sì, ho raccontato un po' della mia vita. È molto 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 bello e si vede che comunque si vede perché dagli occhi, ecco, perché siccome io ero di là, avevo la telecamera davanti e ti facevo i primi piani e si vedeva proprio dagli occhi che era abbastanza sentito in modo diverso. Ogni brano è sentito, molto, sì, molto, però molto, si vedeva, molto bello, si sente che lo senti proprio. Ho cercato di scrivere insomma ovviamente in 4 minuti, un 3 minuti e qualcosa, uno spaccato tanto, della mia vita, insomma un po' un riassunto e la sento un po', sì certo. È ovvio, complimenti Antonio come sempre. Troppo dolce. È la verità. Non ti ho visto, dov'eri? Ero là che ti stavo facendo il primo piano, ero là che ti facevo il primo piano, va bene. Va bene, vado a sedermi, sì, ci vediamo torniamo dopo, a dopo. Tanto siamo sempre qua, di vederci ci vediamo a 360 gradi. Guardate chi c'è vicino a me, è arrivata Erika. Buonasera tesoro, buonasera. Come stai? Sì, si sente, non ti preoccupare. Non ci vediamo da 3 giorni. Passati bene questi 3 giorni? Sì, abbastanza. Perché noi ormai siamo una cosa sola. Siamo una cosa, tutte e due. Venerdì è un grande successo. Sì. Aspetta, ora ne parliamo. Prima... Buonasera Luigi. Ecco. Buonasera Erika. Tutto bene? Hai paura? No. Facciamo fare a lui o fai tu? No, fai tu. Fai. Che bello quando mi danno fai. queste responsabilità. Vai, lo vogliamo bene. Allora, vedo che escono le carte, le stelle, il Papa e il Diavolo. Quindi queste carte indicano che ci sono delle piccole mancanza di comunicazione con la figura paterna. È come se ci sono dei piccoli malintesi, oppure a livello professionale lei vuole fare una scenografia, un posto e papà ne riconsiglia qualcos'altro e ci sono delle piccole incongruenze che però si chiariranno, però alla fine l'avrà vinta lei. Come sempre del resto, perché Erika quando una cosa la ottiene. Perché c'è qualcosa che lei vuole, sta fomentando, lei vuole creare, però vuole farlo a modo suo. Okay. E invece papà dà dei consigli che lei adesso è molto autonoma e non accetta. Però ogni tanto il consiglio del papi si prende. Vabbè, magari... ma se il suo va bene...
Alla fine sì, certo, si dice. Non lo vedo che va, tutti ascoltano il tuo non lasciarlo. Assolutamente, però io sono sempre del parere, perlomeno da quello che a me la vita fino ad oggi mi ha insegnato. Quello che fa. Erika lo so, però io sono del parere che nella vita i genitori, se ti portano, i genitori, attenzione, non sto parlando di amici o parenti al di fuori della famiglia, io parlo di mamma e papà o fratello, perché io con mio fratello ho un rapporto da innamorata. Però i consigli da parte della famiglia sono quelli più belli, più reali e più sinceri, certo. Quelli che vogliono solamente che tu esplodi, non ti vogliono mai trattenere. Questo un penso. Genitore vede sempre il figlio come piccolo infinito, va bene, come una sì, ok, ho capito. Da tutelare. Dammi quella trombetta. Mi ha minacciata. Con la tromba mi ha minacciata. Rubagli la tromba. Qua non si può parlare una volta. Rubagli la tromba. Passategli la tromba a Luigi, grazie. Amore, stavamo dicendo, lasciali perdere anche se trombeggiano. Sì, trombeggiano quelli con le trombe, tenetevele voi. Che mi avete anche fatto confondere dalla domanda. A parte questo, diciamo, venerdì c'è stato un grandissimo successo con la puntata che è stata fatta. Ricordiamo che comunque ce ne saranno tante altre perché hanno scritto, hanno chiesto in tantissimi questa cosa. Giorno 9, giorno 16, giorno 23 aprile ci saranno altre puntate. Anche il 30. Giorno 30, vabbè, poi anche io mi sono confusa un po' con sti numeri. Dopo Luigi dalli tu però quelli giusti se ce l'hai. Volevo sì, Luigi è bravo con questo. Vabbè, Mary. Ok, Mary, intanto diciamo quelle di giorno 9, giorno 16, poi se lo dimenticano. Aspetta, voglio dire una cosa, che si trovano tutte le puntate su YouTube. Mi raccomando, su YouTube trovate tutte le puntate. Cantiamo? Certo. Cosa ci fai sentire oggi? Siamo noi. Allora andiamo al centro perché adesso è arrivato il momento della nostra Erika Irlandesi. Sì, le guaglione nostra città, a noi ci piace sulle pazioni. Una moda, noi ci moda, mattina sera senza ci fermare. Quando
passiamo al prossimo brano. Grazie papà. che t'ha già rubato mi piace, però grazie. Questa qui dedicata al papà è la più bella in assoluto, perché so il bene che c'è tra tutte e due, quindi sì, è un'emozione grande grande. Questa canzone è bellissima, brava come sempre. Grazie. Vieni, torna vicino a me. Mi sono dimenticato, ho aspettato un attimino, prima di ringraziare il nostro sponsor che poc'anzi il nostro Luigi ha menzionato, colui che ha realizzato questa fantastica poltrona dove io sono seduta. Non è che io sono chissà chi, ragazzi, sono nei divanetti per un motivo di chissà quale. Il motivo è che ovviamente noi questa poltrona l'abbiamo grazie ad un nostro sponsor che ha realizzato tale poltrona proprio per far vedere a quelli che sono tutti i nostri radiotelespettatori quello che può essere, anzi una minima parte di quello che può essere realizzato all'interno di questa fantastica industria, perché stiamo parlando di un'industria, la prima in Sicilia, un'industria davvero straordinaria, invidiata un po' ovunque, tant'è che anche gli sceicchi o le persone di Dubai ordinano direttamente da Classimo, perché sto parlando proprio di questa azienda. Infatti sopra la mia testa leggete Classimo, che è il nome di questa fantastica industria, che Luigi ricorda adesso dove si trova. Si trova in via Mongibello, sulla strada provinciale che sale per Belpasso Piano Tavola,
e comunque ci sono le indicazioni dopo la ferrovia della Circum, possono salire e poi trovano l'insegna Classimo, dove c'è questo grandissimo showroom dove troverete dai divani in stile barocco a tutte le cose anche attuali, e poi i letti e tutto quello che ha a che fare con il legno, i tavoli particolari. Con il legno lo realizzeranno i mastri artigiani con le mani, niente macchinari, con scalpello e martello, come si faceva un tempo. Non a caso vengono anche riconosciuti, come diceva Mary, anche a Dubai e anche oltre il confine. Esatto. Quindi siamo molto onorati di avere questo sponsor, e non è appunto perché Mary si sente una regina, ma è perché come conduttrice gli spettava questa distanza sociale per il Covid e se proprio doveva esserci meglio farlo in un trono. Con classe, giusto, voglio dire. Quindi tra l'altro da Classimo non solo lavorano in legno, ma anche avete una vastissima scelta di tappezzeria, potete scegliere quello che volete, e anche la personalizzazione nel realizzare una frase, la parola, le lettere, quello che volete. In questo caso loro hanno scritto appunto Classimo. Va bene, Mary, detto io ti questo, interrompo perché volevo dedicare questa trasmissione, perché proprio ora si è battuta la notizia ANSA della voce storica dello Stadio Massimino, e desidero un applauso per la grande Stefania Sberna, che purtroppo ci ha lasciati. Non c'è più una domenica che ascolteremo più la sua voce quando giocherà il Catania, ma l'ascolteremo nel nostro cuore sempre, perché, ripeto, muore solo chi muore, ma chi resta nel cuore di chi ha voluto bene rimarrà per sempre. E lei è una persona che rimarrà nei cuori di tutti noi. Vedi, in questi sono i momenti che magari uno valuta quanto è importante la vita, magari tra mezz'ora verrà dimenticato nuovamente, invece ci dobbiamo rendere conto davvero di quanto è importante ogni singolo respiro che riusciamo a fare nella quotidianità, una cosa che sembra normale, che invece è il vero valore di ogni essere umano. Niente c'è dovuto. Chiudiamo parentesi e ritorniamo a sorridere, a portare allegria, che già è un momento triste, e assolutamente condivido ogni singola parola. E a chi vado? Vado da Francesco Scuderi, che oggi lo abbiamo per la prima volta. Come stai? Buonasera. Tutto bene? Sì. Io c'ho una canzone sua che ogni tanto in radio me la sparo, ogni tanto, spesso. Fammi sta con te, la adoro questa canzone, mi piace da morire. Dopo parliamo, prima Sì, parola a lui. Vuoi fare qualche domanda o la fai dopo? No, preferisco accodarmi ai ragazzi, ascolto cosa dici. Allora, la carta dell'imperatrice è il capolista di questo consulto. Esce l'imperatrice, il sole e il matto. Quindi questa è la proiezione perfetta di un ragazzo che in questo momento è appagato a livello personale e sentimentale, che è molto consigliato, ha una spalla ben salda da questa figura femminile, quasi che può sembrare anche la mamma. Non si capisce bene, perché o è la sua ragazza molto più matura rispetto alle sue idee, oppure è proprio la mamma che è più giovane. Comunque sappiamo che c'è una donna che gli sta accanto in maniera forte, che lo consiglia. La carta del sole mi indica che avrà delle soddisfazioni a livello professionale e ci sono delle nuove avventure professionali, nuovi progetti. E la carta del matto indica che se tu nelle cose non ci pensi e le fai così, ti vengono meglio, non devi elaborarle, falle subito e non pensarci, perché comunque quello che pensi la prima volta non lo devi discutere dopo, perché tu poi dopo fai no, hai deciso, vai avanti, perché hai un carisma che tu avverti se quella cosa è bella o è brutta, perché poi dopo ti fai contagiare da quello che gli altri pensano attorno a te. Fregatene. In questo conta caso quello il consiglio che pensi degli tu. altri non vale. In questo caso è chiaro, perché vedi che io comunque un ragazzo molto educato, molto pulitino. Io l'ho sempre visto così. Queste carte indicano un quadro di una persona molto equilibrata, e soprattutto è strano che lui fa delle cose senza averci pensato, quindi però poi dopo se ci pensa troppo, farsi coinvolgere dagli altri. No, non deve pensare, perché quello che già lui sa è il responsabile e capisce quello che fa.
sì, perché lui è sempre stato un ragazzo, da quello che lo conosco, giusto? Ma molto comunque rispetto all'età che hai, molto più maturo. Esatto, l'ho sempre visto così, però sai, forse anche la società in cui viviamo che molto spesso ci fa coinvolgere, ci entra un po' in testa. Invece mi raccomando, Francesco, perché è vero, sei molto bravo anche tu, hai delle buonissime qualità. Io l'ho sempre detto, quando esci brano, adesso io gioco con quel brano perché è divertente, perché è ironico, perché fa ridere, mi fa sorridere, mi fa divertire, mi fa ballare anche, però dopo ne è uscito un altro che è ancora molto più bello, un po' più lento rispetto agli altri. Ma è molto più sentimentale, è molto più sentito. Quell'altro brano lì è anche quello un brano molto forte, è bello. Invece adesso cosa stai combinando? C'è qualcosa? Stai pensando di realizzare qualcosa di nuovo? Sì, piano piano sto cercando di lavorarci su. Certo, periodo Covid ovviamente ci siamo fermati tutti, quindi siamo tutti bloccati. Va bene Francesco, io direi di andare al centro del palco, prendi il microfono, quello che c'ha Antonio, che se l'è portato, prima era nel Marcio dei Fiori, lui se l'è era più carino così. Stava fluttuando. Cosa ci fai sentire? A Femmine Cassa, il primo brano che è uscito. E allora si canta con Francesco Scuderi. Esco di casa, muoio, non vedo l'ora, voglio abbracciarti ancora, voglio sentire il profumo di l'emozione si mana, tremana, sento voglio pazzo ed passare. Canto il brano Sei quella che voglio.
che mano spogliamo, fammi morire. Amami, cuore, amami, come faccio con te, sia vita mia. Ma come sei bella, perché sotto sei una stella, io ti amo da morire, ma nessuno come te. Ma come c'è la guerra, tu sei quella che hai voglia tutta la vita, insieme nuovi mari. Fatto più vicino a me, ti metto scorno, ma perché con te potrei andare lontano. Ballammo insieme, non ne stringiamo più forte a te sta vita, con te sei più dolce, io sono con te. Tremano, le mani tremano, quando mi parli tu mi fai impazzire. L'anima, mi sfiori l'anima, non potrei vivere senza di te. Ma come sei bella, perché sotto sei una stella, io ti amo da morire, ma nessuno come te. Ma come c'è la guerra, tu sei quello che hai voglia tutta la vita, insieme nuovi mari. Fatto più vicino a me, ti metto scorno, ma perché con te potrei andare lontano. Ballammo insieme, non ne stringiamo più forte a te sta vita, con te sei più dolce, io sono con me. Che mani spogliamo, fammi morire. Amami, cuore, amami, come faccio con te, sia vita mia. Ma come sei bella, perché sotto sei una stella, io ti amo da morire, ma nessuno come te. Ma come c'è la guerra, tu sei quella che hai voglia tutta la vita, insieme nuovi mari. Fatto più vicino a me, ti metto scorno, ma perché con te potrei andare lontano. Ballammo insieme, non ne stringiamo più forte a te sta vita, con te sei più dolce, io sono con me. Ma come sei bella, perché sotto sei una stella, io ti amo da morire, ma nessuno come te. Ma come c'è la guerra, tu sei quella che hai voglia tutta la vita, insieme nuovi mari. Fatto più vicino a me, ti metto scorno, ma perché con te potrei andare lontano. Ballammo insieme, non ne stringiamo più forte a te sta vita, con te sei più dolce, io sono con me. Fatto più vicino a me, ti metto scorno, ma perché con te potrei andare lontano, lontano, lontano. Io questa canzone la adoro, mi piace troppo, Francesco, ma veramente te lo giuro, io dal primo ascolto me ne innamoro. La stessa, allora, quando anche c'è una canzone di Andrea Zeta che pure al primo ascolto me ne sono innamorata, che te voglio e te cerco, che questa canzone non è uscita nemmeno il video, quando è uscito ancora Andrea Zeta era piccolino, no? Ed era venuto, a te quale ti piace? Ho detto io ti voglio e te cerco, ci impazzisco, e lo stesso amore ho provato per questa tua canzone. Grazie. Mi piace tantissimo, complimenti, piacere. È bella, mi dà quel ritmo, è positiva, lui che si dichiara in modo posso anche carino. dire che sono carini i video, sì, perché hanno mostrato il teatro greco, la parte, l'introterra di Catania, no? Sì. I quartieri, Piazza Dante. Diciamo che chi ci segue adesso, segue la nostra presidentessa onoraria Giovanna Bonuti da Fermo, la salutiamo, ci seguono da Silandro, Bolzano, ci seguono da Varallo Sesia, Vercelli, quindi persone che alcuni conoscono Catania ma alcuni no, quindi vedere questi video è una cosa piacevole, perché portiamo Catania la nostra fuori. Catania, veramente piena di barocco, piena di arte, di cultura, di storia. Ne approfitto, complimenti a loro. Posso nel salutare Tony D'Antoni, certo, Comitato San Nicola e tutto lo staff della Neovivo che realizza... Al completo, ha realizzato il video. Tony D'Antoni, un bacio Tony, lo vogliamo bene a Tony, assolutamente. Grazie Francesco. Grazie a voi. Ci risentiamo dopo.
Allora, abbiamo un'altra new entry, Giulia Bella. Buonasera Giulia. Buonasera. Benvenuta anche a te. Grazie. Noi è la prima volta che ci ritroviamo insieme, anche proprio qui all'interno di Bella. Al salotto, tu le hai viste le varie puntate, ti è capitato? Sì, l'ho vista. Sai che la prima cosa, la prima parola va al nostro amatissimo Luigi. Era cosciente di cosa l'aspettava. Dai, ma ti amiamo tutti, ti amiamo. Brecchino, sei un brecchino quando fai così. Hai visto? Aspetta, ridillo Antonio, è richiuso. Ho detto che insomma ti lasciamo via libera, neanche domande ti facciamo. Quindi... Ora all'inizio, poi secondo giro. Certo, poi dopo. Dopo ci divertiremo. Poi c'è un secondo giro. Giulia, tu all'inizio vuoi lasciar fare a lui, poi il secondo giro ci diamo la pazza gioia. Va bene. Allora, ragazzi, io voglio dirvi che da questo quadro è un quadro un pochettino anomalo, non esce spesso. Bene. E infatti, sto parlando con voi, però riguarda ragazzi, è rivolto a tutti? È rivolto a tutti perché vi volevo dimostrare che non è un quadro che esce facilmente. Ok, voleva condividere questa. Okay. Come prima carta Aspetta, esce... ma si deve sentire, come si suol dire, emozionata da questo quadro che sta uscendo, che stai condividendo insomma questa cosa qui in generale con tutti. Me la fai morire prima di che notizie è? No, allora come prima carta esce la carta del diavolo. Ok, che poi devi sapere che se hai seguito le puntate il diavolo non è una cosa negativa. La carta del giudizio e la carta della luna. Ok. Quindi queste carte indicano un quadro che Giulia in questo momento è un momento di rinascita, esce da una situazione o sentimentale o familiare o personale, problemi suoi, da una situazione che lei l'ha chiusa, però l'ha chiusa dando fino all'ultimo la sua chance, però quando ha visto che proprio era una cosa da chiudere l'ha chiusa, e la carta del giudizio significa orientativamente si sta orientando verso nuove mete, però il passato sempre con la carta della luna riemerge, perché è come se c'è qualcosa che è come, parliamoci chiaro, è come se lei avesse chiuso la situazione. Ma questa persona continua a tornare no, ma è instabile, come però si suol dire. Lo vedo come una persona instabile, perché lui vorrebbe, ma poi dopo fa un passo avanti e quattro indietro, quindi la destabilizza e basta. Okay. Quindi per la sua scelta che ha fatto mi congratulo con lei, perché comunque si sta impegnando negli studi, vedo ricerche personali entro se stessa e studi professionali e soddisfazione, e vedo anche la probabilità di una crescita professionale grazie a un duetto con una persona molto importante. Bene. Quindi Giulia, c'è stato un periodo abbastanza burrascoso a causa di qualcuno che ha rotto, come dice Luigi, le scatole. Io te la dico proprio papale, lui ci gira con le parole delicate, io sono più diretta, quindi si è rotto le scatole, hai fatto bene a mandarlo a popò, continua nella tua strada, pensa a te, che a te ci devi pensare tu, ricordatelo sempre questo nella vita, non ci pensa nessuno. Io dico sempre una cosa: nasciamo soli, moriremo soli. Chi ci sta accanto ci deve sempre dare del bene, ci deve far crescere sotto ogni punto di vista, come noi dobbiamo far crescere chi ci sta accanto, e bisogna supportarci e sorridere sempre. Questi sono i consigli che io devo dare ai miei ragazzi. Così sia scritto e così sia fatto. Non se qualcuno l'ha stressata, sto qualcuno deve capire che ha perso un gioiello prezioso. Un applauso. Abbiamo... La cosa è che lo sa benissimo, adesso l'ha capito. Adesso l'ha capito. Dovevi venire prima. Ma non è mai troppo tardi. È bello invece che, perché lei è molto giovane, è molto bella e soprattutto ha una bella voce, quindi è bello quando arrivano questi momenti di rivincita, che uno magari si sveglia. Niente, con te sto parlando, che tu ogni tanto si sveglia e capisce di dedicarsi solo a se stessa. Allora Giulia, detto questo, tu hai già realizzato dei brani, ovviamente. Sì. Hai già realizzato qualcosa. Periodo di quarantena, periodo Covid, ci sta tenendo tutti bloccati, quindi in vista al momento diciamo che non c'è nulla, ma sicuramente come tutti i ragazzi c'è sempre la voglia di dare e di fare. Già ho un brano pronto, che devo fare soltanto il video e poi... Bello, questo non lo sapevo. Sempre con la Blue Music? Sì. Ok, quindi è il momento solo di attesa per registrare il video? Sì. Quindi non abbiamo ancora una data? No. Siamo in arancione, che data dobbiamo dare? Vai. Salutiamo Nino Marchi e Mario Parisa. Sì, Gli mandiamo un bacio. Un grosso bacio.
tutta la Blue Music al completo, certo. Dove anche Erika registra, carine tutte e due alla Blue Music, che sono belle. Nel frattempo Salutiamo anche la Sea Musica, ovviamente. C'è presente Onecito, Marcello Rapisarda, lo zio Franco Volter. Tutti quanti. Allora, detto questo, direi, Giulia, che è arrivato il momento... Rosa, la prima cosa che si dire. Direi che è arrivato il momento di cantare. Cosa ci fai sentire? Sina Compagna. Perfetto, e allora io ti lascio al centro del nostro fantastico palco e per tutti voi, Giulia Bella. A mattina già ti trovo sotto casa mia, ma ci prepara. Se facciamo tardi a scuola, non viene sempre una scusa. E quando torniamo a casa, fai di tutto solo, come fare sta. Poi che mangia a casa noi, perché ti fa felice. Fa felice pure a me, io sono contenta. Tu mi sei storia, con te mi trovo. Si no compagno capo quando chiamo, dopo 2 minuti già mi trovo qua. Si no compagno che si sto chiamando, ma la forza sempre come fa passare. Il momento non funziona, e potrei scegliere sta canzone. E non me la lasceresti sempre qua. Ci guardano tutte guaglione, tu riesci a colpire sulla mentatoia. Invece tu sei bello come a me, ti voglio troppo bene, chi stagli a sapere. Per me tu sei una sola, ti sciure come te. Se ci stai tu io non mi sento sola, compagni come te, no non ne trovo, opzioni che buonanotte amica mia, tu sei meglio compagnia, capo non sa da perdere. E di mano un altro giorno, che non vedo l'ora di vorrei. Noi siamo insieme, inseparabili. Si no compagno capo quando chiamo, dopo 2 minuti già va troppo qua. Che si sto chiamando, ma la forza serve come fa passare. Il momento non niente funziona, e potrei scegliere sta canzone. E non me la lasceresti sempre qua, perché tu vuoi carire senza mi preoccupare. Si una compagna che resto con me, sempre qualcuno mi va a farci papà. A poi ci passa e quando non scegliamo, tutte cose mi volessi regalare. E se ci guardano tutti guaglione, tu riesci a colpire sulla mentatoia. E invece tu sei bello come a me, tu voglio troppo bene, chi stagli a sapere. Per me tu sei una sola, nessuno è come a te. Se ci stai tu io non mi sento sola, compagni come a te, no non ne trovo, opzioni che sola, se sola a me. Adesso canterò Si mi vuoi un cielo. La sveglia che suona si va, ci cominciamo a preparare. A prima mattina quel trucco, ore e ore annanzi allo specchio.
nostra età. Dalla storia poi pubblicherò, nei commenti poi lo troverò. Chi lo vogliono che a me mi piace, però faccio sempre finta di niente. Sono storie, con tutti si vogliono, ragazzine, un po' donne, un po' bambine. Se mi vuoi in cella, noi siamo più bella, per te che ci piace camminare. Per noi si strade sono sfilate e tutti quanti ci fanno guardare. Se mi vuoi in cella, serendamente, trasse una canzone, non si può oscurità. Facciamo casino, per te quartiere, noi siamo belline che sta città. Cantiamo tutte sti canzoni, rime e storie d'amore. Questi sono gli anni migliori della nostra età. Se mi vuoi in cella, serendamente, trasse una canzone, non si può oscurità. Facciamo casino, per te quartiere, noi siamo belline che sta città. Cantiamo tutte sti canzoni, rime e storie d'amore. Questi sono gli anni migliori della nostra età. Complimenti Giulia, complimenti davvero. Due brani meravigliosi, anche tu sei molto brava, una Grazie. bellissima voce. La nostra bellissima Catania ci sta, e la Sicilia al completo proprio. Io dico Catania perché qui la sede di Bella è a Catania, ma i ragazzi vengono un po' da tutta la Sicilia. Però volevo dire che abbiamo delle voci davvero molto belle. Siamo davvero fortunati perché i ragazzi sono fantastici. Facciamo un applauso ai nostri ragazzi che sono bravissimi e si meritano veramente che ogni piccolo desiderio che hanno nel cuore si riesca a realizzare, perché ci credono, perché sappiamo che fare il cantante è un lavoro difficile, però ognuno di loro ha questa voglia che proprio si vede, è innata. Quando si nasce con questo grande desiderio non ci puoi fare niente, è quella la strada, e loro meritano tutti, sono bravissimi. Luigi! Narra una poesia, racconta uno spaccato della vita che vive. Lei incitava molto l'età, la giovinezza, quando magari si fa qualche marachella e può essere perdonata, no? Quella fase che già noi abbiamo strapassato. Io ai miei 15 anni di marachelle, di 15 le facevo. Io le faccio ancora oggi, però. Anch'io, dico, ma non si rimprovera nessuno. Io sai una volta che ho combinato. Questa devo raccontare a mio mamma e a mio papà. Andavo a scuola, alle scuole superiori. Era un giorno bellissimo ed è stato un anno che a febbraio ci sono stati 3 giorni di caldo pazzesco. Quel giorno io ho detto, mi piaceva un ragazzo a scuola ed a me piaceva un ragazzo, la mia amica che gli piaceva l'amico, questa era la macchina, noi ci sentivamo tipo straconvinte con quello con la macchina, no? Tipo convintissimo a 15 anni quello che ha la macchina. Gli ho detto, ragazzi, caliamocela da scuola, perché all'epoca non è che si usciva come oggi che alle 8 già alle 8 dovevi essere a casa, se andava bene, quando uscivi il sabato tra l'altro, alle 8 a casa. Ho detto, ora ce la caliamo da scuola, gli rubo le chiavi della casa a mare, gli rubo le chiavi della casa a mare, ce ne andiamo tutti quanti a casa a mare a Fiumefreddo. Io andavo al Gemellaro. Un attimo, sono velocissima, te lo giuro. Da Gemellaro te ne vai a Fiumefreddo, mi sono fregata a ste chiavi, ce ne siamo andati a mare. A me dopo 2 ore una macchina non la frevi, perché mi sono fatti perché poi non facevi niente di male. Erano le cose belle, gli ho fregato le chiavi non mi sono accorta che uno dei ragazzi fumava. Sono tornata a casa, ho posato le chiavi, non mi aveva beccato nessuno. Mary, sei stata a casa a mare? Io, Mary, sei stata a casa a mare? No, Mary, c'erano le cicche delle sigarette spende. Oh, porca miseria, sono stata a casa a mare. Mi sono fatta sgamare. Però erano belle le marachelle di un tempo, capito? Belle, perché erano fatte con ingenuità.
Vabbè. Comunque, sappiate, torniamo a noi, che qua si fanno delle piccole previsioni solo dimostrative per farvi vedere, magari qua si scherza, è un programma televisivo, che chi volesse contattarmi in privato può farlo chiamando i numeri 338 11 29 066. Il mio studio si trova in via del Branca 12, Catania. Quindi qua sono solo per dimostrare un attimo della mia arte e comunque vi volevo dire che c'è l'agenda perpetua creata dalla mia casa editrice, Edizione Letteraria Tricheco, e stasera vi leggo un nostro autore messinese, Salvatore Gazzara, e lui ha fatto anche il libro Luce Perenne, che questo libro tra l'altro è in vendita e tutti i ricavati vanno, parte in beneficenza per l'ospedaletto Maier di Firenze e parte per un'altra associazione di Messina, sempre di volontariato. Una pupa e pezza. Quindi è una poesia siciliana? Sì. Bello. Un munzeddo di Cannavazzi, cogli di Ingianaca, a picciridda con passioni, una pupa e pezza, capa scucchiata, una bella faccia contenta, i capelli a cannolo, goduriati, l'urialo più bello, chi no sonno potesse avere. Una pupa e grandi qualità, vistuta in sita preziosa, con due occhi brillanti, pare una fata benigna, che invita d'omaggio cuioco, a picciridda giunata e contenta. Puro per noi ci stanno i pupi, i pezzi a capa scucchiata, ma non sono di fati benigni, sono speranze delusi, progetti, sogni, desideri di varie passioni. Se volessi, come i picciriddi, poter campare di sonni, ma come i picciriddi, ne cuggemo da avere in de mano solo pezzi. Salvatore Gazzara. Complimenti a Salvatore. Questo è il Centro d'Arte e Poesia, la qualità dei nostri autori contemporanei. E quando io sento cantare loro, è come se io leggo le poesie che loro cantano. Per questo a volte sto attonito, a volte sto impietrito davanti ai video e davanti le parole. Manco il ritmo sento, ma entro perché sembra un racconto che ognuno di loro racconta e io vivo il momento, perché c'è un motivo perché uno sceglie di cantare una canzone rispetto a un'altra. Hanno un messaggio da comunicare. Bellissimo pensiero, Luigi, condivido parola per parola. Ricordiamo che comunque ha anche 2 pagine Facebook, quindi qualora vogliono possono. L'ho trovato ovunque, quindi. Esatto, basta scrivere, se non siete arrivati a prendere il numero, l'indirizzo, non vi preoccupate, cercate Luigi Bulla e Luigi vi risponderà e lo potete seguire ovunque. Allora, adesso facciamo le varie domandine, però prima ho un saluto da parte di Alberto Amato per Erika Irlandesi e Antonio Zinna, ragazzi. Vi mando un saluto grande Alberto Amato. Ciao Alberto, ciao Albertuccio. Gli mandiamo un bacio. Allora, fate un po' perso il microfono, beh, non ha importanza. Niente, tu adesso te lo sistemi, tanto ora tocca a Erika prima, quindi hai tutto il tempo. Poi lo puoi mettere anche dentro. Sistemato, ma lo puoi mettere anche dentro. No, così. Ok. Erika, torniamo a noi. Sì. Allora, abbiamo qualche domanda da fare a Luigi in particolare? Noi eravamo sempre curiose sempre sull'ambito come è andata a finire? Che evoluzioni ci sono, Erika? Sì, le evoluzioni di questa storia, così per capire se questo personaggio. Ma è una telenovela, puntata dopo. Chi non c'è stato magari non ha perso il passaggio, quindi così. Allora, sono le repliche. Ci sono le repliche. C'è sempre sto tizio. C'è sempre un riassunto, no? C'è sempre questo, lui. C'è un lui più grande. Con una ragazza. Pericolosa, strunza. Però Erika è convinta con questo e continua. Ma questo lui è una ragazza? A sua volta. Non l'ho capito bene, ma questa è la sua fidanzata poi alla fine. Vabbè, questo lo sa lei. Questo che è sposato, io non ci faccio stati famiglia. Ma questo lo sa lei. In effetti. No, non lo voglio più. Ecco, abbiamo risolto il dilemma. Non ce lo devi dire prima. Ma quindi lei neanche lo sa se poi. Non lo sappiamo. Allora, so si che vede gli piace, questa persona, ovviamente. Che domanda fai, Erika? Ecco. Vuole sapere se questa persona la segue comunque, la segue nel senso la guarda, segue i suoi movimenti, la sua musica, le sue puntate, se lui è comunque curioso su di lei, ecco questo. Sei innamorato? Allora, è innamorato o no? Andiamo al succo, Erika. Ti posso dire che ti tiene sott'occhio, perché la prima carta che esce è la carta dell'appiccato. In pratica lui è senza fiato nei tuoi confronti, però ti spiego, abbiamo un altro input, perché è come
se questa persona non solo è costretto per adesso a stare in un contesto familiare a casa, perché vedo che potrebbe anche avere dei problemi con la giustizia che per adesso non gli permettono di raggiungere i suoi obiettivi. C'è qualche impedimento. Quindi questo è un altro input. Meglio levarlo dalla testa, Erika, dai retta a me. Vai avanti. No, vabbè, perché ne arriveranno si può sbagliare milioni. nella vita, non c'entra questo, però se è amore, se sono fiori, fioriranno. Se sono spine vi pungerete. E se fioriranno lo stesso. Meglio sorridere, va? Andiamo, che è la migliore cosa. Comunque si sta scoprendo via via, la puntata va avanti. Prossima settimana scopriremo il resto della... Mi sto incuriosendo di tutta questa situazione, pure io. Anche io devo sapere chi è questo. Sei innamorato? Sei innamorato? La prossima volta vogliamo sapere. No, questo già te lo posso dire da adesso. Lo è. È innamorato? Sì. Ah, bene. Innamorato è una parola grossa, innamorato. Sarà preso, va, insomma. No. Ah, proprio non è attrazione. Non si vede la proprio cosa. preso proprio di testa, ecco, diciamo così. Cosa cantiamo? T'ha rubato. Ecco, va che è meglio, però non ti fa rubare da lui, eh? Avanti. T'ha già rubato, Erika Irlandetti. Stasera pare una stella, ma forse tu sei più bello, perché mi piace il colore, la luce adoro. Già, sto cuore mi è rubato, per colpe che sta guardando, che mi ha portato a tu te. Vieni, ti sto invitando a rinnovare mi siento, ma com'è forte che sta male di balle, fammi mangiare con questa fantasia, voglio st'amore. Vieni, perché mi piace solamente tu. Stelle ma ci manca tu da già rubato. Io questa notte non mi rendo, ti desidero. Se mi avvicino a questo cuore non puoi dirti no. Mi sono persa, ora mi sento un po' ridicola. Mi hai fatto emozionare, mi hai fatto innamorare. Mi gioco tutto adesso perché voglio stare con te. Voglio che tu stasera e balli solo insieme a me. Tu scende pazze ma nessuno mi può trattenere. Ti vuoi avere con me, stanotte fino alle 3. Mi gioco tutto adesso perché voglio stare con te. Voglio che tu stasera e balli solo insieme a me. Tu scende pazze ma nessuno mi può trattenere. Ti vuoi avere con me, stanotte fino alle 3. Ti sto invitando in tuo cuore mio, ma com'è forte che sta malattia. Fammi viaggiare con questa fantasia. Perché mi piace solamente tu, dimmi che stasera non vernisci più, guarda, fammi di stelle ma ci manca tu, da già rubato. Io l'adoro questa canzone, è bellissima, ci divertiamo, meno male che non si vede il dietro, le telecamere, Erika. Ah, l'hai fatto vedere? Era col... Meno male che non si vede. Ma lo fa col cuore. L'ha fatto vedere. Era un cuore, era un enorme. Un cuore grosso. Sembriamo segnali di fumo, io con la bacchetta, vabbè. Lui con i cuori. Ma era la D'Urso che fa col cuore. Ma scusa, il cuore si faceva qua e qua è un cuore più grosso. È un cuore più grosso. Un pochettino, ognuno con la sua stazza. È un cuore proporzionale.
un cuore portafortuna. Ci siamo divertiti, qua dentro succede di tutto, è bello anche per questo il nostro programma. I ragazzi che è la prima volta che vengono penso noi siamo un po' matti, ragazzi, ci divertiamo, almeno sorridiamo e facciamo sorridere chi è poi vedono a me casa. che faccio, figlio, cosa? Però quella del microfono ha vinto e vincerà su tutto sempre, ancora quella ha vinto. E anche quelle scarpe vinceranno sempre. Ragazzi, ma me lo dite? Scusa, Sonny? No, dico, le riprendi le mie scarpe meravigliose? Sono molto particolari, non è che... Sono molto belle, mi sono anche costate un botto. Grazie amore, ecco, meno male che c'eri. Sono Catarin francese. Ma sono bellissime, sono le scarpe di Barbie. Bellissime. Sono le scarpe di Barbie. Almeno se mi. Sono bellissime, ragazzi. Non hai bisogno neanche del gilet Cata francese. Anche del gilet c'è bisogno. Hanno anche la presa d'aria. Con il buchino. Comunque, lasciamo perdere le scarpe. Vabbè. Ora, domani tutti con le scarpe di Vieri Milani. Andi, così ci facciamo vedere noi, ragazzi. Antonio, quale domanda vuoi formulare? Dai. Quale domanda voglio formularti? Parlami un po' se c'è qualcosa nel futuro imminente, no? Prossimo, non ti sa. Sul piano professionale? Su quello che vuoi, anche sul piano, non lo so, sul piano professionale. Ok. Proprio dalla regia sono molto. Sì, sono molto coincisi. Sì, no, nemmeno. Ti danno molta, come dice, fiducia, allora, positività. Il caro mio zio Franco, no? Io devo a cui mando un bacio. Io devo risponderti, Antonio. Che mi lancia segnale di fumo e parole. Ancora non sta minacciando con la tromba, poco ci manca. Okay, io devo risponderti che confermo il viaggio, confermo che avrai delle cose da fare, che ti devi spostare e che sono cose che ti porteranno cose positive, cose belle e anche l'inizio di una partnership professionale con non lo so come funziona con le case discografiche. Questa situazione si può intersecare con la mia vita proprio personale, con una situazione mia perché personale. ti appartiene, quindi non c'è perché ho avuto molte richieste per andare fuori ma non c'è voluto può anche darsi che non è la sfera del cantante ma è quella privata, però vedo che è qualcosa che fuori ti porta bene veramente. No, ma non è che te ne vai, il problema è che vai a vedere quando ci sono, il problema è che vai a sondare, a vedere, che poi è una cosa che devi fare qua comunque, è una cosa che viene da fuori e che puoi espletare qua. Incontrerai lo sceicco pure tu. No, vuoi che fare con sceicco io? La sceicca. La sceicca. Può essere. Vabbè, chiudiamo il discorso qua. Ci siamo imbelacati in una storia più grande di noi. Ok, cosa di sceicchi o del lavoro? No, po' sceicco. Ok. Po' sceicco rende che fare? Non si può sapere mai. Dipende dipende dalle ambizioni dello sceicco. Se lui ti vuole produrre. Che te vendo io sceicco allora sì. Se lui ti vuole produrre. Comunque lo sceicco è pienissimo di soldi. Se ti vuole produrre. No, ma vedo che insomma stiamo migliorando, no? Di puntata in puntata. Allora dai, banda alle ciance, a parte tutto, torniamo seri. C'è questa bella situazione, vediamo un attimino l'evolversi. Siamo anche noi molto curiosi di capire quello che succede. Ma credo che fondamentalmente lui qualcosa già nell'aria l'ha sentita, solo che però l'ha presa un po' alla leggera. Io ho più di una situazione. E allora hai visto che sussistono? Sussistono. Ah, ok. Però dipende ora a stabilire qual è quella più corretta. Va bene, ti saluto Marcello, ciao Gioia che mi stai guardando. Cosa cantiamo? Ancora devi rimanere qua, Antonio, siamo in Covid. Ok, no, è tanto per spezzare. Non ti puoi muovere. Cosa ti cantiamo? No, non ti puoi muovere che puoi alzarti per cantare, non ti puoi muovere che non te ne puoi andare dalla Sicilia. Un applauso per chi non vuole che me ne vado alla Sicilia. Col cuore. Una volta col cuore era così, voi ora l'avete fatto diventare così. Ragazzi, cantiamo. Vi dedico Ti avrò. Ci buttano fuori. Sempre col cuore grande. Prima volta che ti ho vista quella sera, che emozione, non riuscivo più a parlare. Questa nostra storia è nata in una fredda notte, triste e buia come il vuoto dentro me. E adesso
speravo di incontrare. Con i tuoi occhi tu mi rubi le parole, ma noi lontani che tristezza rendo cuore, nei nostri sogni uniti stretti a far l'amore. Amore, amore, tu mi manchi ogni momento, mi chiama sera eppure tu starai dormendo, ma passerà per noi questo brutto momento. È una promessa e non parole dette al vento. Ti avrò. Il tempo sta passando lentamente, il desiderio mio è di tenerti stretta qui vicino a me. So che non sarà più solo un sogno, finalmente presto tutto quanto si realizzerà. E adesso tu che fai? Ma stai correndo qui da me. Tu sei la donna che sognavo di incontrare, con i tuoi occhi tu mi rubi le parole, ma noi lontani che tristezza rendo cuore, nei nostri sogni uniti stretti a far l'amore. Il nostro amore è passione e sentimento, noi due stringuti ogni secondo, ogni momento. Sarai la donna con cui invecchierò nel tempo, è una promessa e non parole dette al vento. Ti sposerò. Il nostro amore è passione e sentimento, noi due stringuti ogni secondo, ogni momento. Sarai la donna con cui invecchierò nel tempo, è una promessa e non parole dette al vento. Ti avrò. Bravissimo, bravissimo, Grazie, bravissimo. grazie. Con Erika stavamo parlando di quanto è bella questa canzone, proprio lei mi ha detto questo, mi piace tantissimo Sì, questa sì, è molto canzone. bella. Grazie, Stavamo grazie. parlando proprio di questo. Mi fa molto piacere. Sei chiuso, aspetta un aprite secondo. ci sono. Ok. Io mi sono girato un Che hanno attimo. chiuso? Quando ho chiuso io sono chiuso. No, lui era Ok. chiuso. A me mi devono bannare. Quindi quando mi sono girato e ascoltavo solo la musica, confermo che ha la voce tale e quale a Finizio. Molto È bravo, una il nostro goduria a Antonio sentirlo Zinna, sì, cantare, nei falsetti che faceva era uguale. Non ho parole. Ma l'ho detto che abbiamo dei cantanti meravigliosi in Sicilia. Io ti ringrazio per questa cosa, anche se in questo caso è voce piena, non faccio falsetti. No, c'erano delle sfumature che era uguale. Sì, ma non è falsetto, è voce piena la mia. E ti posso dire che veramente una voce che Merita farà tanto. rumore. Merita. Va bene, Antonio. Io ti ringrazio, Tanto non te ne vai dalla sempre Sicilia. sei molto Stai gentile con tranquillo. me e voglio salutare, insomma, almeno a parte Marcellino che l'ho saluto prima. Mi associo ai saluti di Marcello. Stiamo facendo una canzone in collaborazione, già l'ho scritta, ti ricordi la canzone prima del 21 eccetera. Ok. Ecco, già l'ho scritta e in lavorazione, quindi dopo Pasqua, perché c'è Pasqua, poi sì che lo abbiamo un trasloco, quindi stiamo posticipando dopo Pasqua per proseguire L'uscita. questo no, l'uscita sarà prima della fine di Pasqua. Ok. Questo è per iniziare i lavori di registrazione. Ma ce l'avremmo poi qua a Salotto e Sobrano, no? Certo, Voglia. come tutti gli altri, è normale. Ok. È normale, è Saluto normale. Katia, saluto che ci teneva tanto, Katia Longo, Francesca, Katia Giusy, Francesca e Tutta la tua l'altra- equip, perché si lavora in equip. Sì. Le persone che ti vogliono Ho salutato solo quelle 4 persone che ci tenevano.
che se no non faccio particolarità. Grazie anche a te, ricordiamo anche i tuoi contatti Facebook, Instagram. Ma i miei contatti sono molto semplici, molti già lo sanno. Antonio Zinna, dovunque vi trovate. Sì, che sia Instagram, per il mondo, per il mondo intero. Benissimo. Antonio Zinna. Grazie. Francesco Scuderi, arrivo a te. Eccoci, siamo ritornati da te. Allora, grazie. Hai domanda da fare a Luigi oppure gli facciamo fare un secondo giro? Sì, aspetta che sei chiuso, adesso la regia. Eccoti, ci siamo. Vediamo, 1, 2, 3, prova. Ok. Aperto, ok. Vuoi fargli fare un secondo giro? Non gli vuoi chiedere nulla sulla musica, su qualche brano? Oh no, casomai volevo chiedere se magari un domani arriverò, magari non lo so. Musicalmente parlando. Musicalmente parlando, sì. Okay. Se ci sarà il brano di successo, il cosiddetto brano esatto. di successo, ok. Lui è partito. Vediamo se è in giro per il mondo. Allora, se serio, ti volevo dire una cosa, se posso. Mi fa piacere, insomma, quello che dici, anche perché siccome le scrivo le mie canzoni, no? E sono un po', fanno parte della mia vita, come quest'ultima. Quindi, insomma, tu devi sapere che io ho 10 anni di radio, che trasmette in una radio. Sì, me ne ha parlato Marcello. Partenopea. Sì. E quella canzone che tu hai cantato, io provo quest'ultima. Questa è una, mi appartiene anche a una situazione personale. Se tu hai ascoltato Non avermi di Finizio, non avermi. Certo, sì. Era come se la cantasse lui, quindi la voce c'è. Lo sappiamo. Va bene, andiamo avanti. Allora, parliamo di te, Antonio e Francesco. Sì. Francesco, io ti dico una cosa. Arriverai al tuo obiettivo, la strada è un po' lunghetta, perché io vedo che non ti fermi soltanto alla canzone, vedo anche doti teatrali. C'è qualcosa che ti coinvolgerà anche a livello artistico teatrale. Okay. Quindi se ti fermi è solo perché esplori nuovi mondi. Okay. Però sempre di commedie partenopee. Perché è una cosa alla quale tu rimani fedele e forse vorrai fare uno studio su questo. E poi ti posso dire che tanta della tua maturità è dovuta a un accaduto, alla mancanza di un tuo caro amico che adesso non c'è più, e che da quell'episodio hai capito tanti valori e soprattutto ti protegge, e a volte lo sogni e poi si realizza quella cosa che magari ti vivi un déjà vu, perché quella stessa cosa lui è con te. Vero, infatti sì. Questa è la prova che i nostri angeli non ci abbandonano mai. Bellissima cosa questa. Bella, non c'è cosa più bella quando abbiamo un angelo accanto. Andrà bene, sapere che lui, soprattutto perché a quanto ho capito è una persona che volevi bene, sapere che lui è accanto a te sicuramente ti dà tanta forza. Voglia, sì. E lo senti, perché loro ci sono quando è vero, è così. Allora, cosa ci fai ascoltare? L'ultimo brano, lei. Quindi proprio l'ultimo che è uscito, quello di cui parlavo prima, che è lei. Va bene, allora andiamo davanti, le telecamere, lui se l'è preso, è su, se lo vuole portare, partirà con lui il nostro microfono. Quella faccia d'angelo hai fatto centro senza mu parlare, ci avrei scommesso l'anima, avrei lasciato questa mia città, poco che la femmina che mi ha distrutto l'anima, che adesso va a incontrare, e fuoco nella mente la sua immagine presente, sempre in cuore tutta vita da restare, non si può cancellare ogni momento a far l'amore, baci, carezze e brividi, attimi indescrivibili, ricordi indissolubili, non messaggi oscurità, quegli occhi che mi ingannano spariscono in un attimo, mi danno quel sapore come se ne fosse qua, sarà il suo profumo che è rimasto dall'anima a mi fa compagnia, qual è la differenza di amare chi non ama e mai più tornerà, potrei mandarla al diavolo, ma è solo frutto della fantasia, questa mia pazza gelosia, pensare che ora lei non è più
sempre che la femmina ormai non si cancella più, per sempre dentro me. E fuoco nella mente, la sua immagine presente, e sembri indomore tutta vita da restare. Non si può cancellare ogni momento a far l'amore, poi ci carezze e brividi, attimi indescrivibili, ricordi indissolubili, non messaggi oscurità, quegli occhi che mi ingannano spariscono in un attimo, mi danno quel sapore come se ne fosse qua. Sarà forse un profumo che è rimasto dall'anima a me fa compagnia. Qual è la differenza di amare chi non ama e mai più tornerà? Qual è la differenza di amare chi non ama e mai più tornerà? Bellissima Grazie. questa canzone Grazie. di Francesco Scuderi, lei, brano meraviglioso. Francesco, prima di salutarci, vuoi Sì. salutare qualcuno? Sì, la mia ragazza che ci teneva tantissimo, tutta la mia famiglia e mia sorella. Perfetto, ricordiamo anche i tuoi contatti per poterti seguire su Facebook, Instagram. Francesco Scuderi e Francesco Scuderi Official su Instagram. Perfetto, comunque i ragazzi della serata sono tutti taggati anche nelle storie di Bella, Sì. basta entrare sull'Instagram, lì sono taggati, entrate e a sua volta entrate nelle loro pagine e cliccate il segui, mi raccomando. Stavolta hanno Grazie, visto anche Francesco. un pezzo di Vaccarizzo. Sì. Lo riconoscerei tra mille No, io perché non ci sono abito, specchio, quindi certo. e quella è la mia spiaggia. Ho riconosciuto la spiaggia di Vaccarizzo, Sì. anche questo è arrivato ovunque in Italia e ho visto l'eleganza del video, dove il gesto delle mani non importava né una vasca né un nudo, la compostezza, l'eleganza nel Ma te lo rappresentare senti? una storia senza essere volgari. Sì. Lui E è questo perché lui l'ha fatto senza volgarità. E infatti per questo ho detto, lui è Ma molto educato, molto la pulito. minuziosità di questi video, perché ha analizzato quello che gli fanno fare, perché non scompone l'ideale della bontà e dell'amore. E dell'essere di loro. Quindi è vero. complimenti anche a chi ha seguito Alla il video. Neovivo, Alla sì. Neovivo. Grazie Francesco. Grazie. Facciamo un applauso ancora per Grazie. Francesco Scuderi. Torniamo a Giulia. Allora Giulia, tu hai una domanda che vuoi fare a Luigi, anche tu sulla musica, non lo so, su qualcosa o ti facciamo fare il secondo giro libero? Secondo giro libero. Lei Vai è con le molto timida, ma secondo me all'inizio, perché poi una volta che prendiamo confidenza, secondo me anche con lei ci riusciamo si lascia andare anche Se lei. ne farà una ragione. Oh, vai, ma così ci fai. Siamo bravi ragazzi, un po' fuori di testa, ma bravi. Ma chi? Noi. Noi? Sì, no. Eccetto me, va bene. Siamo bravi ragazzi, un po' fuori di testa. Allora, io vedo che in questo frangente della sua vita si prosegue da dove abbiamo lasciato poco fa, perché vedo che nella nuova Giulia, nella nuova ideologia di vita che si è prefissata, nell'obiettivo che lei è nel canale proprio di un nuovo obiettivo, c'è la previsione di forse in famiglia devono subire un trasloco, un cambio di location, comunque vedo un po' di trambusto in casa sotto questo punto di vista, e c'è un cambio o una ristrutturazione, ci sarà un po' di caos, ma in mezzo a tutto questo caos vedo che fra giugno e luglio c'è la conoscenza di un nuovo amore. Scoprire. A livello professionale invece la ruota della fortuna mi ammazza tutte le carte negative e mi dice che in questo momento lei è molto produttiva e qualsiasi cosa in questo momento la realizza in modo veramente perfetto. Bene, insomma, sono
Una bella situazione quella che si. Ma quella è che comunque un talismano vivente, perché è il classico tipo che entra in un tabacchi che non c'è nessuno. Andiamo a comprare un gratta e entra vinci. lei e si riempie di persone. Ci compro un gratta e vinci? Tienitela qua. Ok, resta qui con noi, va bene. Giulia, una cosa, scusa, vuoi comprare il gratta e vinci pure tu? Guarda che la vado buona, che non me ne accanto mai. A proposito di trasloco, siccome a giorni devo fare un trasloco. No, ognuno è a sé. Per quanto riguarda me, un consiglio: arresto il sogno o vado? Ma se ce l'hai a giorni! Ma io lo spostamento, io ho visto in più carte spostamenti, quindi sicuramente vai. È vero, c'è questo, capace che è questo. Spostamento anche su questo francinese. Certo. Te ne devi andare, devi andare. Franco, vado via. È stato un piacere. Con quale brano ci salutiamo con te? Mi sono innamorate, che la voglio dedicare a Vincenzo con un bentornato a casa da parte della figlia Mary. Perfetto, e allora andiamo proprio con questo brano. Io voglio salutare Sebastiano Toro che è in ascolto. Sebi Toro, un bacione, e saluto anche Lia con un grande bacione che gliel'avevo promesso. E cantiamo e poi ci salutiamo. Una creatura, o sacci tiene paura, ma mi fa sbattere il cuore, come si fa di chi sta male a città, prima perché non è cosa, prima perché sono gelosa, o voglio mi fa sta male, se non vengo mi sente morire. Allora, con tutti l'abbiamo fatto, con te no, se vuoi fare qualche saluto. Volevo salutare mio nonno, ti mando un bacio, e
E poi tutte le persone che mi seguono. I tuoi contatti, veloce? Giulibella06 su Instagram e Giulibella official page su Facebook. Perfetto. Aspetta Claudio, un minuto. Che mi devo mettere in posizione foto prima. Devo dire una cosa. Voglio ringraziare tutti i ragazzi che sono stati con noi. Ovviamente un applauso per loro. E voglio ricordare che già la settimana scorsa la replica non è più il venerdì, ma bensì il giovedì alle ore 22. Quindi mi raccomando, la replica giovedì alle ore 22. Da domani la puntata la troverete anche sulla nostra pagina YouTube. Andate nella playlist del Saluto di Bella, lì trovate tutte le puntate. Ora prendiamoci in posizione foto. Ok, cheers ragazzi. È bellissima la cosa delle foto perché io poi Luigi le manda a me e io taggo tutti quanti la notte. Ringraziamo Claudio, il nostro fotografo, mio nipote, che mi accompagna e mi subisce ogni settimana e lo ringrazio per quello che fa anche all'interno del centro d'arte e all'interno dello Studio Oris. Grazie Claudio, assolutamente condivido. Dobbiamo ricordare qualche altra cosa? Mi sembra di no. Sì. Cosa dobbiamo ricordare, tesoro? Allora, annunciamo il programma di giorno 9 con Erika, sì, e Salvo Nicolosi e Fabio Mangani, e poi tutti i venerdì a seguire. Sì. Perfetto, noi però ci vediamo prima martedì, se non sbaglio, con Erika, il 9 prima. Va bene. Ok, io faccio un ringraziamento ad Erika Irlandesi, Antonio Zinna, Francesco Scuderi e Giulibella, e andiamo a concludere con il nostro Luigi e la frase del giorno. Io ringrazio te, Mary, ringrazio i ragazzi che sono stati con noi, ringrazio l'intera Faccia d'Ascolto che ci ha seguita sia in radio che sia in TV, e stasera ci lasciamo con questa frase. Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Gabriel Garcia Marquez. Ciao, a martedì prossimo. Buonanotte! E che Dio ci benedica a tutti quanti. Ciao!